Chiusa a giorni l'ex base militare di Conetta che al momento ospita 286 profughi. L'annuncio in una nota del Ministero dell'Interno, soddisfatto il sindaco Panfilio nelle scorse settimane, critico verso il governo giallo-verde. I corpi semicarbonizzati di un uomo ed una donna trovati stanotte dai pompieri in una casetta in quartiere San Paolo, indaga la polizia. La casetta era utilizzata a Mestre da barboni e drogati come rifugio. 280.000 tonnellate di rifiuti inquinanti sequestrati a Noale e Paese dai carabinieri forestali. Il materiale contaminato veniva utilizzato nell'edilizia e nei sottofondi stradali. Meno tasse nel 2019 per i residenti nel comune di Venezia. Il bilancio di previsione per il prossimo anno contiene una sforbiciata alla Tari. Maxi inchiesta della Procura di Gorizia sugli appalti di opere pubbliche si estende a Macchia di Leopardo. Oggi sull'operazione è intervenuto il presidente Zaia. Se qualcuno ci ha creato dei danni sia punito. È ancora in attesa di una soluzione la vicenda di Massimo Pellizzato, il disoccupato di Marghera è rimasto senza casa. In attesa che il comune gli trovi un posto, l'assessore Tosi anticipa di tasca sua il costo del soggiorno in un albergo. È firmato dai big del fumetto mondiale il calendario 2019 della Polizia di Stato. Il ricavato della vendita sarà devoluto all'Unicef e al fondo per i figli dei dipendenti della Polizia affetti da gravi patologie. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. La questione migranti in primo piano questa sera perché sarà chiusa a giorni l'ex base militare di Conetta che al momento ospita 286 profughi. L'annuncio in una nota del Ministero dell'Interno. Il centro di accoglienza per richiedenti asilo di Conetta sarà chiuso entro un mese. Lo annuncia il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo il progressivo svuotamento in corso già da mesi. Il 1° gennaio di quest'anno i migranti ospitati nell'ex base militare erano 744, oggi sono 286, il 62% in meno. L'avevamo promesso e lo stiamo facendo, dichiara il leader leghista. Abbiamo fatto crollare il numero di sbarchi, tagliato le spese per l'accoglienza, smantellato i grossi centri come Bagnoli e Oracona. Dalle parole ai fatti. Soddisfatto il sindaco Alberto Panfilio, nelle scorse settimane piuttosto critico verso il governo giallo-verde. Viene usato finalmente un verbo differente. Il comunicato stampa precedente ci parlava di un progressivo svuotamento ma non di chiusura e questo di fatto ci preoccupava. Se l'annuncio poi sarà seguito da un fatto in cui la parola chiusura è effettivamente quella, ne sono assolutamente felice. Ciò che chiedevamo inascoltati da tempo immemore è divenuto realtà, commenta il presidente veneto Luca Zaia, grazie al ministro per il grande lavoro fatto e per la promessa mantenuta. Cona e Bagnoli finalmente sono chiuse, dalle parole ai fatti non è solo uno slogan, ma diventa realtà. La cronaca, 2 cadaveri semicarbonizzati sono stati trovati questa mattina a Mestre durante le operazioni di spegnimento di un incendio di una casa abbandonata in quartiere San Paolo nei pressi del cimitero. Potrebbero avere cercato rifugio in quella costruzione per ripararsi dalla pioggia, ma l'accensione di un braciere per scaldare quel locale si sarebbe rivelata fatale. È da ricondurre con molta probabilità ad una causa accidentale, la morte di una coppia, un uomo e una donna, i cui corpi sono stati ritrovati semicarbonizzati al termine delle operazioni di spegnimento di un incendio che ha distrutto nella notte una costruzione annessa alla sede di un'associazione di volontariato nel quartiere San Paolo a Mestre. Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno fatto la macabra scoperta. Stiamo ancora ricostruendo le dinamiche di un fatto molto grave, molto preoccupante e stiamo cercando di capire da quello che abbiamo trovato, che è andato un po' tutto distrutto, come può essere successo. L'allarme è scattato poco prima delle 4 quando è stato segnalato un incendio in via da Verrazzano, la sala operativa dei vigili del fuoco. I pompieri si sono recati sul posto con 4 automezzi e 12 uomini e hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell'edificio principale di circa 200 metri quadrati e della casetta in legno. Solo una volta domate le fiamme le squadre sono entrate nella costruzione più piccola trovando i 2 cadaveri. Riteniamo che siano i corpi di un uomo e di una donna, non abbiamo trovato ancora indizi sulla loro identità, è un'attività che
richiederà molto tempo. Esclusa l'ipotesi della morte violenta. Secondo indiscrezioni l'uomo potrebbe essere di nazionalità tunisina, italiana invece la donna, entrambi senza fissa dimora e probabilmente noti per il consumo di stupefacenti. La polizia scientifica al lavoro sin dalle prime ore per i rilievi sulle salme, che sono state portate via soltanto in tarda mattinata. Secondo quanto riferito dalla parrocchia, la casetta era una vecchia sede degli scout, ma era stata dismessa diversi anni fa. Il rogo ha fatto crollare completamente la copertura della sede dell'associazione di volontariato. Ed ancora cronaca, 2 aree con 280.000 tonnellate di rifiuti trattati in modo illecito sono state sequestrate dai carabinieri forestali a Noale e a Paese nel Trevigiano. Sentiamo. I carabinieri hanno posto sotto sequestro cautelare 2 aree dove erano stoccate 280.000 tonnellate di rifiuti perché trattati in modo illecito. Si tratta di un'area del Trevigiano a Paese, di una nel Veneziano a Noale, dove il materiale conferito da più località del Veneto e di altre regioni, pur essendo inquinato e inquinante, non veniva reso inerte ma trattato come normale. L'operazione è stata effettuata dai Carabinieri Forestali di Mestre con il supporto del 14° Gruppo Elicotteri di Belluno e del personale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV su deleghe della Procura di Venezia. Il materiale trovato è pari a 10.000 trasporti effettuati con auto articolati. In particolare, l'emissione della misura cautelare da parte del GIP di Venezia è seguita ad un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura Lagunare. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, le operazioni contestate all'azienda consisterebbero essenzialmente nella miscelazione del materiale contaminato, principalmente da metalli pesanti quali rame, nichel, piombo e selenio, con altri rifiuti allo scopo di diluire gli inquinanti e alla successiva realizzazione, attraverso gli stessi, con l'aggiunta di calce, leganti e cemento, di aggregati da utilizzare nel campo dell'edilizia e in particolare per la realizzazione di sottofondazioni o rilevati stradali. In alcuni casi, sui materiali miscelati sarebbe stata riscontrata anche la presenza di frammenti di cemento contenenti fibre di amianto, materiale classificato come cancerogeno. Rischiano di essere multati un gruppo di cittadini di Santa Maria di Sala che avevano protestato con degli striscioni contro i ladri che imperversano in paese. Sentiamo. Via i cartelli di protesta contro i ladri che hanno colpito ripetutamente gli abitati di Caltana e Campocroce a Santa Maria di Sala. A ordinare la rimozione dei teli la polizia, che secondo quanto riferito dai cittadini minaccerebbe una sanzione di 400 euro per ciascuno degli autori dell'iniziativa, responsabili di violazione al codice della strada. Si è quindi deciso di affiggere gli striscioni all'interno delle recinzioni private sui poggioli delle abitazioni colpite. Una cinquantina di cittadini di Santa Maria di Sala ha intanto deciso durante una riunione pubblica di organizzarsi per segnalarsi l'un l'altro via WhatsApp ogni movimento sospetto nei loro quartieri ed effettuare alcune passeggiate di sorveglianza. Una petizione sarà inoltre inviata al Parlamento per richiedere l'istituzione di un commissariato di pubblica sicurezza per l'Unione dei Comuni del Milanese. Meno tasse nel 2019 per i residenti nel Comune di Venezia. Il bilancio di previsione per il prossimo anno contiene una decisa sforbiciata ad una delle imposte più odiate dai cittadini. Cala la tassa sui rifiuti nel Comune di Venezia. Dal 2019 il singolo utente pagherà il 2,7% in meno, le famiglie circa il 5% in meno. L'annuncio della Giunta Comunale che ha votato nel pomeriggio il bilancio di previsione per il prossimo anno. E in più abbiamo deciso anche di fare una manovra sulla residenzialità, per cui ci sarà un 30% in meno per tutti quanti i negozi di vicinato e un 20% in meno per altri tipi di merceologia di negozi. Questo perché? Perché secondo noi bisogna fare in modo che la città resti viva per quei negozi che sono vicini alla gente, quei negozi che hanno sofferto la crisi in questi anni. Una scelta, spiega l'assessore comunale al bilancio Michele Zuin, positiva non solo per la residenzialità e per le tasche dei commercianti. Per noi più vetrine accese vuol dire anche più sicurezza, per cui da un certo punto di vista abbiamo il servizio migliore al cittadino e anche una questione di sicurezza con i negozi aperti.
Siamo partiti nel 2015 da una situazione fortemente deficitaria, ricorda Zuin, eravamo in predissesto con un passivo di cassa di 100 milioni. In pochi anni siamo riusciti a riequilibrare i conti, riportando il disavanzo a livelli normali. Per questo abbiamo potuto varare una manovra della svolta che inizia finalmente a ridurre la pressione fiscale sul cittadino. Devo dire che il sindaco Brugnaro intelligentemente ha prima messo a posto i conti e poi fatto una riduzione della pressione fiscale. Non si può fare il contrario perché non regge. La maxi inchiesta della Procura di Gorizia sugli appalti di opere pubbliche si estende a macchia di leopardo su tutto lo stivale, ma il nocciolo duro delle aziende coinvolte nel presunto malaffare sarebbe tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Oggi sulla maxi inchiesta dell'operazione della Guardia di Finanza interviene lapidario il presidente della Regione Veneto Zaia. Se qualcuno ha creato dei danni sia punito, dice. Sentiamo. 150 procedure truccate in tutta Italia, comprese le gare per i lavori del post-terremoto nelle aree dell'Italia centrale. L'inchiesta della Procura di Gorizia, che ha fatto luce ancora sul presunto malaffare nel settore dei lavori pubblici, ha messo sotto la lente tanto le società quanto gli enti pubblici. E di fronte all'ennesimo scandalo sugli appalti che fra Veneto e Friuli avrebbe avuto il cuore pulsante, è lapidario il presidente Zaia. Ringrazio la Procura che sta facendo queste indagini, benvengano queste indagini, l'ho detto anche col Mosa, figuratevi se non lo dico ora, e vedo che noi siamo su alcune carte parte offesa, cioè la parte offesa lo siamo noi per alcune partite, prendo atto che se siamo parte offesa e se è dimostrato questo vuol dire che qualcuno ci ha creato dei danni, quindi è bene che siano puniti. E sull'operazione tagliamento, così è stata denominata l'indagine eseguita dalle Fiamme Gialle di Gorizia, oggi l'ANCE dice che è evidente che il sistema non funziona e va ripensato. Intanto l'auspicio è che l'inchiesta si svolga in tempi rapidi e che individui chi ha commesso illeciti. L'indagine partita dalla finanza, dice il presidente dei costruttori edili Salmistrari, testimonia come anche sul fronte dei controlli ci siano delle enormi criticità. Gli errori vanno bloccati a monte. Sulle indagini pure CAV, Concessioni Autostradali Venete SPA, precisa di risultare parte offesa nell'indagine, come peraltro riportato nel decreto di acquisizione di documentazione afferente a alcune gare d'appalto, in particolare per manutenzioni del passante di Mestre. Naturalmente, spiega la presidente Luisa Serrato, CAV offrirà la più ampia collaborazione agli organi inquirenti, fornendo tutta la documentazione richiesta e le informazioni del caso. Lutto a Jesolo per la morte di Franco Visentin, vicepresidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, un pezzo di storia della ricettività e dell'associazionismo del litorale veneziano. Visentin è stato infatti protagonista attivo della crescita turistica della città balneare con decisioni lungimiranti ed innovative per l'epoca, come la creazione di un organismo che potesse gestire i servizi di salvataggio o la fondazione del primo consorzio arenile. Aveva 81 anni e lascia la moglie Angela ed i figli Giulia e Giovanni. Insieme gestivano l'hotel Vallì di Piazza Trento, una delle strutture alberghiere storiche di Jesolo. I funerali saranno celebrati domani alle 10 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù. Ed ora gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda umana e sociale che stiamo seguendo da alcuni giorni. Sentiamo. È ancora in attesa di una soluzione la vicenda di Massimo Pellizzato, il 57enne disoccupato di Marghera rimasto senza casa. Io mi auguro che al più presto possibile, nel giro di 2 o 3 giorni, sia assegnato un alloggio al signor Massimo, perché entro il 30 novembre dovrà riappropriarsi, altrimenti perde ogni suo avere, dovrà riappropriarsi del mobilio, di ogni suo effetto personale che ha lasciato nell'appartamento in via Ferrara. In attesa che il comune gli trovi un posto dove stare, la consigliera leghista Silvana Tosi sta anticipando di tasca sua il costo del soggiorno in un albergo che verrà poi coperto dall'amministrazione. Non può rimanere in albergo anche perché è una spesa eccessiva per l'amministrazione, so che questo si fa normalmente, io sono del tutto in disaccordo per queste spese, io so che ci sono molte abitazioni libere. Purtroppo non si tratta di un caso isolato, fa presente la Tosi, non nuova a critiche anche pesanti alla maggioranza di cui fa parte. Occorre una riforma radicale delle politiche abitative e dei servizi sociali nel comune di Venezia. Io faccio un appello alle politiche,
ai politici e agli assessori competenti affinché si attivino e risolvino queste drammatiche situazioni in modo del tutto diverso. Quello di domani si preannuncia come un venerdì nero per la sanità veneta. Domani lo sciopero dei medici negli ospedali potrebbe mettere a dura prova gli utenti. A indire la mobilitazione il sindacato ANAO-Assomed, cui aderiscono tutte le sigle sindacali dei medici, dei veterinari e dei dirigenti sanitari. Astensione di 24 ore con il blocco delle sale operatorie e l'annullamento in tutto il Veneto di centinaia di interventi, garantita la cura delle emergenze. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in onda con il telegiornale di Venezia. Andiamo a San Donà di Piave, una bufala la notizia del maxi stipendio alla nuova detta stampa del comune, così il primo cittadino che annuncia querele ed esposti. Sentiamo. Una bufala la notizia che la nuova detta stampa del suo comune, San Donà di Piave, percepirebbe uno stipendio da 140.000 euro. Falso anche il fatto che la stessa sia stata anche l'ex portavoce del PD, partito cui aderisce anche lo stesso primo cittadino. Parole con cui il sindaco Andrea Cereser smentisce categoricamente quanto riportato oggi da un noto quotidiano locale. È falso che fosse il portavoce del PD, e il PD ha inviato una smentita. È falso che prenda 140.000 euro all'anno, visto che trattasi di 32.000 euro all'anno e i 140 sono la somma di 5 anni di incarico. Già pronte querele ed esposte a tutto campo, compresa una segnalazione all'ordine dei giornalisti del Veneto, lo sfogo sempre di Cereser. Fake news purtroppo è stata scritta da un giornalista iscritto all'Albo e spero che l'Albo faccia tutte le verifiche del caso, perché non se ne può più di perdere tempo a correre dietro delle falsità, compresa anche una denuncia per danno d'immagine, visto che sono tutte notizie false. La nuova detta stampa in questione, che prenderà servizio dal prossimo 1 dicembre, assunta insieme ad altri 6 nuovi dipendenti comunali. Il giornalista ha letto la determina, visto che in prima pagina c'era un importo di 140.000 euro, senza andare a leggere però il contenuto e vedere che quell'importo riguardava 7 persone assunte nel corso del 2018. E siamo alla pagina dello sport, basket, vittoria europea della Reyer contro Friburgo l'altra sera, ma la concentrazione degli oro granata è già sulle prossime sfide di campionato. La Reyer ritrova il successo in Europa dopo un finale al Cardiopalma sul parquet di Friburgo che vede i veneziani prevalere nell'overtime per 96-86. Gli orogranata confermano così il secondo posto nel girone, ma la partita andava chiusa prima secondo coach Walter De Raffaele, che giudica insufficiente la prestazione dei suoi. Una partita che sapevamo essere difficile mentalmente e a livello di energia, perché lo sforzo profuso domenica è stato uno sforzo importante, infatti ho fatto molta fatica a trovare dei quintetti che avessero equilibrio, ma soprattutto che avessero energia mentale per poter produrre qualche strappo. Friburgo ha giocato una buona partita, sappiamo che in Europa non è mai facile, ma credo che adesso sia importante per noi recuperare, perché domenica abbiamo un'altra partita molto difficile e questo livello di energia non è assolutamente sufficiente. È stato presentato questa mattina a Venezia l'edizione 2019 del calendario della Polizia di Stato, che quest'anno ha scelto di raccontare la sua attività attraverso il linguaggio dell'arte grafica, con 12 inedite illustrazioni realizzate da prestigiosi disegnatori di fumetto. Tra gli artisti figurano Bruno Brindisi, tra i più noti fumettisti della casa editrice Bonelli, che insieme a Roberto De Angelis e Luca Raimondo firmano personaggi del calibro di Dylan Dog, Tex, Nathan Never. Ad ogni tavola sono associati nuovi segni distintivi di qualifica che consentono di cristallizzare anche graficamente l'identità civile della Polizia di Stato e che saranno adottati a partire dal prossimo anno. Parte del ricavato della vendita del calendario sarà destinato al Comitato Italiano per l'Unicef Onlus per sostenere il progetto Yemen. Un'altra
Parte dei fondi raccolti saranno devoluti al Fondo di assistenza della Polizia di Stato Piano Marco Valerio, istituito per sostenere i figli minori dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da gravi patologie. La vendita del calendario della Polizia viene gestito dagli URP delle questure, ma i cittadini potranno acquistarlo anche online sul sito www.unicef.it. Ed era questa la nostra ultima notizia. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, subito dopo i TG, ospite questa sera di Ferdinando Averino, l'assessore alla cultura del Comune di Treviso, Lavinia Colonna Preti, con la quale affronteremo l'argomento del Natale con tutte le iniziative in programma a Treviso. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Ben ritrovati al meteo. Giornata nuvolosa, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino cielo irregolarmente nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio probabilità di precipitazioni alta con un cielo nuvoloso. Temperature minime tra i 6 e 8 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra i 10 e 12 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Nuvolosità variabile. Dal pomeriggio il cielo tenderà a coprirsi ovunque e in serata inizieranno deboli piogge sparse che si faranno poi più estese e consistenti nella notte verso sabato. Temperature minime fra gli 8 e i 10 gradi. Valori massimi oscillanti tra gli 11 e i 14 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica nel Trentino Alto Adige. Inizialmente è soleggiato, ma nel corso della giornata aumento della nuvolosità su tutti i settori. Nella notte con sabato inizierà a piovere. Temperature minime tra i 6 e i 7 gradi, valori massimi oscillanti tra i 10 e 11 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.